nemico al giorno, che di solito è una persona diversa, una persona migrante, una persona LGBT. Contro la politica dell'odio, contro i contratti pirata scritti per produrre precari a favore del salario minimo e della sanità pubblica. E sulla sanità, chi vuole smantellare il pubblico e in questo modo naturalmente lasciare molto più spazio solo al privato non deve fare niente, basta stare fermi. Elly Schlein, applauditissima, a Padova lancia la festa dell'unità, la sfida anche in Veneto. È una speranza che si riaccende, dice, consapevole che proprio in Veneto, roccaforte del centro-destra, la corsa alla regione sarà una delle più sfidanti. Eppure sul palco allestito al Parco Milkovic appare più risoluta che mai. Noi stiamo lavorando per tornare a vincere dappertutto. Tra i punti forti, che saranno anche quelli della campagna elettorale del PD, la sanità pubblica universalistica, priorità nella discussione con la maggioranza nella prossima manovra. Si stanno già tagliando i servizi alle persone, non ce lo possiamo permettere, c'è bisogno di invertire la rotta che ha intrapreso il governo di Giorgia Meloni e riaumentare le risorse per la sanità pubblica. Ad accoglierla tra tanti gli studenti che con le tende allestite al Bo proprio dalla Città del Santo hanno portato in primo piano il tema dell'emergenza abitativa. La crisi abitativa non si è assolutamente risolta, le risposte del Ministero sono state poche, insufficienti e sono anche tornate indietro, per cui sicuramente finché la crisi abitativa non si risolve noi continueremo ad esserci, quindi tenda o non tenda o da altri modi sicuramente la mobilitazione continua.